Dal 2008 ho iniziato questa attività di allevamento di capre e produzione da latte e la mia azienda è nata da zero perché io non ho tradizioni agricole familiari. Dopo la mia laurea in scienze naturali ho fatto un corso per imparare a caseificare, quindi un po' l'arte della lavorazione del latte, la produzione del formaggio. E poi per un periodo ho lavorato in un'altra azienda sempre di capre finché ho fatto il passo, ho deciso di mettermi in proprio e quindi appunto ho creato questa attività nel comune di Taipana, nelle Prealpi Giulie. L'idea dell'azienda nasce proprio dal legame con il territorio. Io non volevo abbandonare questo territorio, anche se molto svantaggiato e poco abitato, e quindi mi sono un po' inventata questa attività per restare a vivere sul posto e per dare anche un qualcosa di più al territorio, cercare un po' di recuperare l'attività agricola, in particolare appunto l'attività zootecnica. Ho pensato alle capre perché le capre si adattano bene a questo ambiente e le capre potevano aiutarmi a tenere pulito il territorio, appunto utilizzando le capre, facendo il pascolo, un pascolo di rotazione, potevo tenere pulite i prati e i pascoli che nel corso comunque di questi ultimi 40 anni ormai si erano tutti incespugliati. E così poi è stato perché nel corso di questi anni io sono riuscita a recuperare circa 15 ettari di superficie a pascolo e altri 10 ettari a superficie a prato. Quindi io porto le capre al pascolo dalla tarda primavera, circa da maggio, fino agli inizi dell'autunno, a metà ottobre, insomma. Le capre stanno fuori tutto il giorno, le porto fuori la mattina dopo la mungitura e le riporto in stalla la sera per la mungitura serale. La mia azienda si chiama Zore e Zore è il nome proprio della località dove io ho fondato l'attività, insomma l'azienda agricola. Il nome Zore deriva dal nostro dialetto, Zora, il nostro dialetto sloveno significa alba. Quindi mi sembrava anche un nome di buon auspicio per così iniziare di nuovo a riprendere l'attività agricola nel comune di Taipana. Il simbolo dell'azienda richiama un po' il nome proprio, quindi il sole che sorge dalle colline e poi io sono sempre stata legata ai covoni di fieno perché mi ricordano la mia infanzia, quando ancora appunto nei prati intorno al paese ce n'erano molti e quindi ho pensato di riprendere questo simbolo proprio nel logo dell'azienda con la speranza di riuscire a ritornare a rivedere ancora i prati intorno ai nostri paesi. Inizialmente anche le persone del paese non erano molto convinte su questo tipo di attività perché comunque la zootecnia è stata abbandonata da tantissimo tempo, quindi ricominciare di nuovo, ricominciare con la capra e con un allevamento comunque abbastanza consistente sembrava una cosa molto strana, però nel corso degli anni poi hanno visto che l'attività cresceva e che i risultati si ottenevano, insomma, sia a livello di ambiente che a livello di qualità dei prodotti e quindi col tempo insomma anche i miei concittadini hanno apprezzato molto questa iniziativa. Io ho puntato subito sul discorso della vendita diretta. La mia azienda è un'azienda, come si dice adesso, chilometro zero, nel senso che nella stessa località io ho l'allevamento, ho la trasformazione del latte e appunto anche la vendita. Ai più sembrava una scelta molto strana il discorso di commercializzare in un posto così lontano da centri abitati e anche magari a volte un po' difficile da raggiungere, ad esempio nel periodo invernale. Però anche questa scelta comunque è stata poi ripagata perché io gran parte del prodotto lo vendo direttamente sul territorio. Quindi sono molto soddisfatta di questo obiettivo e per me è molto importante perché così la gente si muove dalla città, dalla pianura e viene a visitare anche i nostri territori. Come prodotti ne faccio molti, quindi la gamma è molto vasta. Come prodotto che richiama la tradizione c'è sicuramente la formaggella, che è un prodotto tipico diciamo, della nostra regione, inserito anche nel paniere insomma, dei prodotti regionali e per di più in questi ultimi anni stiamo
aderendo insieme all'Associazione Allevatori e all'ERS, siamo un po' di aziende che utilizzano un fermento autoctono, quindi un fermento realizzato a partire proprio dal nostro latte, per richiamare ancora di più questo discorso della tradizione, del legame con il territorio. Il latte di capra si presta a diverse lavorazioni e diciamo alcune lavorazioni particolari sono quelle lattiche, sono lavorazioni molto lunghe dove si aggiunge poco caglio, e queste sono tipiche della tradizione francese o comunque dell'arco alpino, diciamo, occidentale, dove l'allevamento della capra è sempre stato molto più sviluppato rispetto alla nostra regione. Lavorare con il latte e fare formaggi è sicuramente molto, molto creativo, molto vario. Il latte non è mai uguale, appunto perché la nostra produzione è assolutamente artigianale e poi gli animali sono al pascolo, quindi il latte cambia ogni giorno, e quindi è bello anche inventarsi, insomma, sempre cose nuove nel caseificio, ecco.